si gioca coi sentimenti, non ho giocato mai. Bentrovati in questa nuova puntata di Die Pro Die. Oggi parliamo di calcio, ma non solo, parliamo di imprenditoria, ne parliamo con un personaggio che posso dire e sottolineare che forse sono il primo a intervistarlo così in un tête-à-tête. Siamo in compagnia naturalmente del presidente dell'Olbia Calcio, siamo in compagnia di Franco Lusconi. Buonasera e ben trovato. Buonasera e contento di essere suo ospite per la seconda volta, perché è la seconda volta che sono suo ospite e conosco molto bene la sua trasmissione, che mi ha dato la gioia di vederla spesso. Guardi, io tanto inizio subito col dirle, così ci conosciamo meglio, che sono un grande curiosone. Intanto so che lei è stato un grande calciatore, ha militato nel Novara, ha giocato in Serie B, poi un giorno, 24 anni, così ha deciso in qualche modo... 24. Comunque sono stato un buon giocatore, direi un buonissimo giocatore a livello giovanile. Ho giocato ai livelli massimi di quello che si può essere, di quello che si può dire giovane. Ho esordito molto presto come età nel Brescia prima e poi nel Novara dopo. Avevo 18 anni quando ho esordito nel Brescia, ho fatto qualche partita e poi l'anno dopo sono partito titolare nel Novara. Ed è stata lì è cominciata la mia vita, chiamiamola calcistica vera, perché a Brescia era casa mia, mi sentivo a casa mia e avevo tutti che mi proteggevano in un certo senso. Poi guarda, io direi di raccontare anche un aneddoto che lei mi ha detto al di fuori dalla telecamera, lo raccontiamo dopo, però io vorrei sapere intanto, giusto per iniziare, come è nata poi questa voglia di cambiare vita e comunque darsi all'imprenditoria, perché oggi lei è un grande imprenditore. È stato un caso, infatti, il calcio, che io ho portato avanti per pochi anni, perché a 21 anni e mezzo, non a 24, a 21 anni e mezzo improvvisamente, mentre giocavo nell'ultima squadra alla quale militavo, che era il Venezia, Mestre Venezia, e improvvisamente dopo un allenamento decido di andare a casa. Ero già sposato, avevo 21 anni e dico a mia moglie basta, non gioco più a calcio, e mia moglie si impressionò perché prendevo un buon stipendio che veniva dal contratto, ancora dal primo contratto del Novara. Allora erano 400.000 lire più l'appartamento nel quale abitavo, per cui era un buon stipendio. E mia moglie si impressionò perché non avevo altro lavoro che quello. Io non so per quale ragione, per quale istinto mi ha portato a smettere improvvisamente. Come sono arrivato a Brescia posso raccontare? Assolutamente, deve raccontare. Come sono arrivato a Brescia, il giorno dopo apro il giornale per vedere cosa posso fare, che tipo di lavoro posso fare. E ho letto cercasi elementi con patente, la patente ce l'ho, mi sono presentato e si trattava di consegne con vendita tipo Motta, caramelle, bondi Motta, gelati Motta, che erano in un frigorifero particolare, e noi dovevamo girare i bar e scaricare e vendere questi prodotti. Io in 5 mesi ho fatto, senza saperlo, ero quello che vendeva 4 volte gli altri. Tanto è vero che il mio, chiamiamolo, titolare, che poi eravamo diventati amici, anche se io avevo 21 anni, lui aveva 40, è un siciliano molto simpatico, mi ha fatto una proposta di comprarne altri 5, volevo comprare altri 5 camioncini e dividere la cosa, che io guardassi 5 venditori e lui ne facesse altri 5. Io ho detto ma perché? Perché vedo che tu hai, mi sembra che tu abbia la facilità di vendita, la facilità del rapporto umano. Io sono cose che non conoscevo di me, perché io ho solo fatto lo studente in parte e il calciatore il resto. Il studente con scarso successo, anche se mio padre è stato il dolore di mio padre, che mio padre è medico, era medico condotto in un rione di Brescia, e mi smisi di andare a scuola e lì sono stato sospeso da tutte le scuole per una cosetta che ho fatto a scuola, niente di grave, però per la scuola era grave, e mi sono spostato tutto sul calcio, ma allora mio padre mi ha anche buttato fuori di casa. Era un padre molto severo, era un padre che io gli ho dato perfettamente ragione, e ho cominciato la vita del calciatore.
che poi smisi, come ho detto prima, a 21 anni. Ma lei quindi è stato sicuramente un grande successo quello di lei imprenditore, mi raccontava questo signore gli ha fatto la proposta, prendiamo degli altri camioncini e comunque iniziamo questo percorso insieme, riprendiamo questo percorso insieme. Però comunque non ho avuto la possibilità di riprendere questo lavoro perché ebbi la proposta di un mio compagno di scuola, un certo Gnutti, che a Gnutti a Brescia rappresentano la metallurgia a livello europeo, il quale mi ha fatto una proposta, dice prova, sono tutti gli altri rappresentanti, hanno tutti 40-50 anni, tu ne hai 21, prova, io ti faccio provare perché ti voglio bene, perché ti conosco da parecchio tempo e mi dispiace che tu faccia questo lavoro mentre invece ne potresti fare altri. Io ho fatto un semplice ragionamento, ho detto, se io ho il successo che ho avuto con la gente a vendere nelle drogherie e nei bar, se avessi lo stesso successo frequentando l'ambiente metallurgico, credo che le cose possano avere altri risvolti, la mia vita potrebbe avere altri risvolti. La morale è che iniziai con una voglia di fare, una voglia di darmi una posizione che io dopo un anno ero il miglior rappresentante della società che rappresentavo. Anche lì insomma un grande successo personale. Sì, allora sempre parlando di soldi per far capire cosa vuol dire successo, guadagnavo 8-9 milioni al mese solo con quella società lì. Quindi già 7 milioni e 600 milioni in più di quando faceva il giocatore, che già non era male a quell'epoca. Un anno fa, un anno prima, che a parte io le dico cosa facevo, io vivevo con 50.000 lire, io e mia moglie vivevamo con 50.000 al mese, bene, per cui si figuri cosa erano 7 milioni all'ora. Dopo di questo ho abbinato altri lavori, io ero rappresentante per cui potevo fare anche altre cose purché rendessi per la mia società. Ho fatto altri lavori, quegli altri lavori sempre legati al campo metallurgico mi facevano guadagnare altrettanto, per cui mi trovavo a 23 anni e guadagnavo 15-16 milioni al mese. E questo era l'inizio della vita. Insomma, un bell'inizio direi. Sì, un inizio che non me ne rendevo conto neanche io. La mia vita si era trasformata in poco tempo, da quando ho avuto quell'intuizione stranissima. La sera che sono andato a casa dopo un allenamento di dire basta col calcio, non ce la faccio più, e direi che è stata abbastanza fortunata come intuizione e come vita. Intanto ci fermiamo qui perché qui finisce la prima parte di questa intervista, appuntamento alla prossima puntata di Eprobino, naturalmente lo ricordiamo in compagnia di Franco Rusconi, presidente dell'Olbia Calcio. Alla prossima, grazie.